Gentili amiche e amici di Storie di Verona, ancora una volta ben ritrovati. Oggi, in collaborazione con la Galleria Isolo 17, vi racconteremo alcuni cenni del razionalismo a Verona. Per meglio capire questa corrente, questo stile e collocarlo all'interno della città di Verona, bisogna però fare prima un passo indietro. L'Ottocento è infatti un secolo importantissimo per quelle che saranno poi le influenze, il cenacolo di influenze che poi prenderanno pieno avvio nella prima parte del Novecento. Si parla infatti di un secolo che vide nel suo principio l'espletamento dell'avventura napoleonica, che mise a dura prova politicamente e militarmente gli Stati europei e che vide sul suo finire l'avanzamento tecnologico con grandi capitali tipo Vienna che contavano dei nuovi piani regolatori per il rinnovamento in senso moderno della città e tra le altre cose anche l'illuminazione elettrica per le strade. Da un punto di vista storico-artistico si segnalano degli eventi molto importanti proprio nel corso dell'Ottocento. Il primo nel 1851, la Great Exhibition di Londra, che portò alla conoscenza del grande pubblico la lavorazione di materiali quali il vetro, il ferro, l'acciaio, storicamente meno artistici. E poi nel 1856 la pubblicazione di due grandi manifesti, il manifesto del simbolismo e il manifesto del verismo, da parte di Baudelaire e Flaubert. Saranno queste le tendenze culturali che porteranno alla nascita dell'Art Nouveau in Francia, che poi si coniugherà in stile liberty o floreale in Italia, che vivrà fino agli anni 10 del Novecento e anche oltre la Prima Guerra Mondiale. Proprio la Prima Guerra Mondiale smorzerà la fiducia acquisita durante la Belle Époque, facendo ricadere le riflessioni dell'uomo su se stesso. Ecco quindi la nuova necessità di un ritorno all'ordine, che prevedeva una pulizia formale, una rielaborazione dei modelli classici, una geometrizzazione e un ripudio delle avanguardie storiche del primo Novecento. Tramutato quindi in Italia nelle arti figurative attraverso la metafisica e il realismo magico e architettonicamente nell'epilogo razionalista. Questa nuova sensibilità si intersecherà inevitabilmente con le dinamiche del fascismo e la sua ricerca di un'arte di regime. Verona ebbe da sempre un carattere fortemente militare, quindi per cui i vincoli per la costruzione di nuovi edifici nella ex spianata veneziana decaddero solamente a partire dal 1877, con la costruzione del canale Camuzzoni fino al 1914, in cui si vide l'origine della primissima ZAI. Si trattava di anni difficili per via dell'annessione al Regno d'Italia e per l'alluvione del 1882 che cambiò il volto del centro storico. Già dalla fine dell'Ottocento e sulla scia delle grandi capitali europee si era pensato ad un progetto che potesse riqualificare la città di Verona in senso moderno. Il vero e proprio bando per il piano regolatore venne indetto solamente nel 1931, quando ormai i quartieri erano già in fase di sviluppo. Tra gli architetti più importanti che annoveriamo tra le due guerre segnaliamo senz'altro Ettore Fagioli, ma anche Francesco Banterle, Aldo Goldschmidt, piuttosto che Alfonso Modenesi e ancora Giovanni Battista Rizzardi e Italo Mutinelli. Ecco che la maggior parte di questi nel 1914 partecipò a un bando di concorso per la realizzazione della nuova Cassa di risparmio a Verona, che doveva sorgere sopra le case del vecchio ghetto ebraico. Questa costruzione non fu in definitiva mai realizzata, come d'altra parte anche per il progetto del 1934 relativo alla nuova Casa Littoria di Piazza Cittadella, che fu accantonato a causa dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Passiamo ora in rassegna alcuni importanti esempi di razionalismo che possiamo trovare nel centro storico, a cominciare dalla ex sede della BNL realizzata nel 1938 su progetto di Ettore Fagioli. In via dei Mutilati invece troviamo la Casa del Mutilato, progettata da Francesco Banterle nel 1934. Passeggiando poi lungo Corso Portanuova ci si imbatte nel Palazzo Ina, progettato nel 1938 da Paolo Rossi De Paoli. Non possiamo non menzionare il Ponte della Vittoria, progettato nel 1931 da Ettore Fagioli.
Arriviamo ora nel quartiere di Borgo Trento, che ha preso il via il suo sviluppo alla fine dell'Ottocento e inizio del Novecento. Infatti il quartiere prima di queste date si chiamava La Campagnola perché era una zona agricola. Poi con la dismissione delle servitù militari nell'area dell'Arsenale ci fu lo sviluppo con le villette Liberty giù dal ponte Garibaldi a formare la cosiddetta città giardino. La nuova borghesia abitante di Borgo Trento chiamò importanti nomi per la progettazione di nuovi edifici da collocare sulle assi stradali. Citiamo senz'altro la palazzina residenziale realizzata su progetto di Ettore Fagioli nel 1939, affacciata su Piazzale Cadorna, ma anche il Genio Civile progettato da Italo Mutinelli tra il 1932 e il 1941. Sempre negli anni 30, con l'avanzare del piano regolatore, si decise di attribuire alle assi stradali principali nomi toponomastica relativa alla Prima Guerra Mondiale, come ad esempio via 4 novembre. In via 4 novembre troviamo l'ex gruppo rionale Cesare Battisti, progettato da Italo Mutinelli e Mario Padovani nel 1939. Probabilmente l'esempio più emblematico del razionalismo a Borgo Trento è la palazzina che si affaccia sulla vasca dell'Arsenale, su Lungadige Cangrande I, realizzata su progetto di Sperandio Casali nel 1950. Passiamo ora alla zona di Borgo Milano. Il quartiere subì una prima fase di urbanizzazione lungo il canale Camuzzoni a inizio del Novecento, con delle villette Liberty nella zona di via Manzoni. Successivamente, nel 1927, il comune di San Massimo fu accorpato alla città di Verona e quindi alla zona ovest appunto di Borgo Milano, con la costruzione del primo asilo comunale Bottagisio e della scuola elementare Carlo Ederle. Un altro quartiere che si sviluppò proprio nel periodo a cavallo tra le due guerre è il villaggio dall'Oca Bianca, la cui costruzione iniziò nel 1938 in seguito alla delibera del Consiglio Comunale e che si concluse nel 1939 con la grande inaugurazione che avvenne alla vigilia di Natale, cui presenziarono il podestà, il prefetto, il vescovo, ma anche il pittore Angelo dall'Oca Bianca, finanziatore tra le altre cose di tutto il complesso, e l'amico di una vita Berto Barbani. Il villaggio originale era inizialmente formato da ben 27 edifici, ognuno dei quali comprendente 2 alloggi per un totale di 54 effettive abitazioni. Ecco quindi che questi 27 edifici, insieme alla piazza principale, alla chiesa, all'asilo, nonché alla scuola elementare, formavano un vero e proprio nucleo al di fuori delle mura di Verona, staccato e indipendente. Un altro degli edifici originali che non possiamo più apprezzare è la chiesa del villaggio dell'Oca Bianca, edificata tra il 37 ed il 38 e inizialmente sotto la parrocchia del Chievo. Solamente negli ultimi anni la chiesa è stata totalmente restaurata in questa nuovissima forma che potete apprezzare. Ritornando a parlare di San Massimo, la frazione, ormai inglobata nella città, mantiene comunque una sua anima distinta per via della ferrovia che va verso il Brennero e anche dell'area della Spianà veneziana, ancora oggi un'area naturalistica. Eccoci ora arrivati in Borgo Roma, nel cuore della ZAI storica, quartiere che vide nella propria nascita il frutto di 2 tendenze diverse. La prima, un progressivo e inevitabile abbandono delle attività manifatturiere legate al fiume Adige, e un secondo, un progressivo allontanamento dal centro urbano delle attività produttive. Le prime attività legate alla ZAI storica erano poche industrie e manifatture medio-piccole, che subirono un rapido incremento nel corso degli anni 90 dell'Ottocento fino agli anni 10, 1914, allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Nel primo dopoguerra si assiste a un recupero abbastanza rapido, che portò, tra le altre cose, anche a una serie di bandi di concorso per la realizzazione del nuovo piano regolatore, questo già negli anni 30. Ecco che in questo piano regolatore del 1933 la ZAI era inizialmente prevista molto più a sud, a ridosso di Cadi David.
Con lo scoppio della seconda guerra mondiale il progetto venne accantonato e la ZAI venne in seguito costruita e articolata molto più a ridosso della stazione di Porta Nuova. L'idea per la nascita dell'ente dei magazzini generali fu un progetto già del periodo post-unitario che venne realizzato solamente nel 1922 con l'acquisizione dei terreni dell'area dell'ex Forte Clam o Forte Porta Nuova, distrutto ed è stato ritrovato sotto dei resti della manifattura tabacchi, mentre nel 1927 iniziò a pieno regime la sua attività. Nel 1930 si ricorda anche la formazione dell'ente di Verona Fiere. Nel 1940 la manifattura tabacchi si spostò dalla zona di Lungadige San Giorgio, dove attualmente ci sono le scuole medie Catullo, fino qui a fianco ai magazzini generali. Tuttora sono in fase di demolizione. Infine giungiamo in Borgo Venezia, il quale si sviluppò intorno alla stazione di Porta Vescovo fino al cimitero israelitico. La data di nascita del quartiere è il 6 novembre del 1900, quando fu il Consiglio Comunale di Verona a stabilire di voler fondare un quartiere al di là di Porta Vescovo, realizzando la prima parrocchia che è San Giuseppe fuori le mura, qui alle mie spalle, e le prime villette Liberty che caratterizzano il quartiere. All'angolo tra via Maestro Martino e via Bianchini troviamo la villa dell'ex calzaturificio Cipriani, la quale fu realizzata su progetto di Domenico Battocchia nel 1948. Nelle vicinanze di Porta Vescovo, in via Barana 8, troviamo Villa Ceranto, del 1934, progettata da Italo Mutinelli. Al civico 6 di via Barana, a fianco di Villa Ceranto, troviamo Villa Rossi, di Italo Mutinelli, sempre del 1934, con all'interno dei mosaici di Pino Casarini. Concludiamo questa breve e ci auguriamo interessante rassegna del razionalismo a Verona e nei quartieri con l'ex gruppo rionale Filippo Corridoni, progettato nel 1935 dall'architetto Italo Mutinelli e in cui ci troviamo tuttora. Vogliamo ringraziare Davide Peccantini dell'Associazione Quartiere Attivo che ci ha fornito i materiali sulla storia dei quartieri. Altri doverosi ringraziamenti vanno senz'altro al nostro regista e videomaker Luca Fon, che ci ha seguito all'interno delle nostre peregrinazioni tra i quartieri della città, e senz'altro anche alla Galleria Isolo 17 per questa bella collaborazione.